Ecco, quello alle mie spalle è quello che noi simpaticamente chiamiamo il Central Park goriziano. È il parco della Valle del Corno, stupendo, bellissimo, sarà completato entro l'autunno del prossimo anno. Parliamo di una zona che era letteralmente impenetrabile, una selva, un bosco di circa un chilometro di lunghezza che il goriziano assolutamente non poteva utilizzare. Oggi sarà un luogo di ritrovo per tantissime famiglie con tantissime attrezzature, dallo svago allo sport, il gioco, occupazione, tempo libero, dai bambini agli anziani. Davvero una cosa stupenda. Peraltro già la prossima estate il tratto più vicino al confine sarà attrezzato, percorribile e illuminato, e progressivamente finiremo i lavori anche in questa zona. Parliamo di un'opera molto importante, parliamo di 16 milioni di euro a base d'asta e un polmone verde che oggettivamente altre città non hanno, e ci sarà perciò un motivo in più che arricchisce di appeal in Gorizia, un motivo in più per attrarre tante persone che amano il verde. Recentemente è stata approvata in giunta la variante nella quale sono previste ulteriori opere di riqualificazione del verde e riqualificazione urbana. È prevista la realizzazione di un campo, di un pump track, di uno skate park e l'implementazione dei percorsi ciclopedonali che saranno tutti completamente illuminati. Verranno realizzati degli ulteriori ponti e nota fondamentale una galleria che consentirà di collegare le due parti del parco e sarà posizionata in corrispondenza del Viale Oriani, sarà sottostante adesso. Tutte quelle che sono le opere più impattanti, cioè di riqualificazione idraulica e di messa in sicurezza dell'area, sono state praticamente completate e adesso si concentreranno diciamo, sulla riqualificazione esterna.